Un vero e proprio discount della droga, per lo più cocaina spacciata tra il Piovese e la Riviera del Brenta. 6 le persone arrestate. A scoprire e disarticolare l'organizzazione i carabinieri di Piove di Sacco. Il gruppo, per lo più soggetti di nazionalità italiana appartenenti ad un unico sodalizio, si erano organizzati in 2 distinte bande e si erano spartiti il territorio dello spaccio nella Saccisica e nella Riviera del Brenta. Si calcola che di media gli spacci sono risultati per serata su 10-15 per un totale anche di un etto di sostanza stupefacente per settimana. Un'indagine partita ancora ad agosto dell'anno scorso con il recupero di una dose di sostanza stupefacente in possesso di un giovane di Codevigo. Dal cellulare del ragazzo i militari sono riusciti a risalire al pusher e capo, un tunisino 26enne che a sua volta, attraverso la fidanzata che gestiva un bar a Campolongo Maggiore e una rete di complici, era in grado di smerciare anche un etto di cocaina alla settimana. Dall'indagine così è emerso una filiera della droga composta da 5-6 soggetti in grado di garantire ai numerosi consumatori costante disponibilità di cocaina. Il prezzo andava sui 50 euro a dose, invece spostandosi poi sulla piazza di spaccio della Riviera del Brenta il prezzo aumentava fino ai 100 euro. Almeno un centinaio gli acquirenti abituali, la maggior parte identificati in consumatori della zona e di differenti età. Droga che veniva ceduta dopo che vari clienti avevano effettuato l'ordinazione al tunisino, il quale a sua volta dava loro appuntamento presso parcheggi in cui si faceva accompagnare dai vari complici. La svolta alle indagini è arrivata quando il secondo gruppo, che gravitava tra Campolongo Maggiore, Campagna Luppia, Campanogara e Dolo, avendo esaurito lo stupefacente, ne faceva richiesta al tunisino, mettendo così in evidenza la seconda filiera, individuando un altro capo, un 49enne di Campagna Luppia.